Alessio Battaglino, nuovo direttore sportivo del Varese, quali sono le prime parole che ti senti di dire alla piazza il giorno del tuo arrivo? Come ho detto prima, le prime parole sono di ringraziamento per la società, chiaramente perché mi ha scelto la società, perché poi accettare il Varese ci è voluto pochissimo. Io, le prime parole, sicuramente daremo il massimo in campo, dovremmo dare il massimo, ma ci vorrà tanto lavoro, tanta fatica e qualche rinuncia, perché come ho detto prima i sacrifici li fanno altri, per far sì che i ragazzi possano creare entusiasmo che già c'è, come ho visto perché sono venuto a vedere un po' di partite tra i tifosi, però sicuramente c'è bisogno di trasporto, di coinvolgimento e noi cercheremo di fare il massimo lavorando e godendoci il percorso perché è un percorso per me importantissimo, è un nuovo inizio e quindi me lo devo godere dando il massimo e trasmettendolo a tutti i ragazzi e allo staff tecnico. La società ha annunciato che il nuovo allenatore sarà Andrea Ciceri, una figura che lei conosce molto bene. Perché lo avete scelto e cosa può portare Ciceri, proprio in riferimento anche al discorso che ha fatto prima sull'entusiasmo e la mentalità? Perché lo abbiamo scelto facendo, chiaramente non sentendo solo lui, lo abbiamo scelto per quello che può dare appunto, oltre che a livello tecnico chiaramente, ma non staremo qua a parlare di moduli e quant'altro, ma sicuramente preparando la squadra in una certa maniera sotto tanti punti di vista, primo di tutti i valori umani, quindi io lo so bene perché lo conosco, lui lo sa bene perché mi conosce, abbiamo vissuto tante gioie e qualche dolore, l'abbiamo affrontato da persone serie e rispettando i ruoli perché vabbè, è inutile, cioè, ripeto quello che ho detto prima, chiaramente ho dovuto anche esonerarlo e quindi sappiamo un po' tutto, poi solo il campo ci potrà dire se sarà la scelta giusta o no.